Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con Ore 13. Agricoltura, nuove frontiere del settore primario, questo è il titolo della puntata di oggi. Parleremo quindi di un argomento particolarmente caro a tutti i consumatori che ci stanno seguendo da casa. Qui con me in studio per approfondire appunto l'argomento Lorenzo Bruniera, buongiorno. Allevatore, presidente della latteria di Soligo, grazie per essere qui con noi, e Lorenzo Polegato, presidente della presidente della Coldiretti di Treviso. Buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi, e Cristian Morandin, fresco presidente dell'Agrimercato della Campagna Amica di Treviso. Buongiorno e grazie anche a lei per aver accettato l'invito. Allora, nuove frontiere del settore primario, dunque l'argomento di oggi. Che cosa significa quindi fare gli agricoltori nel nuovo millennio, con le nuove tecnologie che ci sono, ma anche con un clima che è completamente cambiato, con nuove richieste da parte dei consumatori nei confronti dei prodotti che si mettono in tavola e nel bicchiere. Giorgio Polegato, che cosa significa? Ma diciamo che comunque siamo in un territorio, a Marca Trevigiana, che è ricca di tante offerte, di tante proposte, perciò sicuramente i produttori di questo territorio vivono diciamo, una realtà relativamente felice, se vogliamo, perché non mancano le opportunità appunto nell'ambito agricolo oggi per poter pensare anche di portare avanti un'azienda, ma per farla anche nascere un'azienda. Difatti lo dimostrano anche tanti giovani che si sono avvicinati negli ultimi anni nel mondo agricolo, non solo nel settore vino ma anche nell'ortofrutta e non solo, perché poi stanno anche pensando non solo a produrre ma a trasformarlo il prodotto, che dà ulteriore valore aggiunto. Perciò direi che sotto questo punto di vista Treviso è sicuramente un territorio vocato, pensiamo al radicchio, agli asparagi, appunto al mondo del latte, perciò tutto il derivato del latte, e naturalmente il prosecco, che in questi anni sicuramente ha dato tante opportunità a tante realtà che, come dicevo, esistevano, e tanti che sono messi a produrre l'uva, la materia prima, ma a creare una vera e propria filiera per arrivare anche al prodotto finito. Ecco, Bruniera, lei diceva poco fa, io sono un veterano del settore, no? Quindi ha visto l'evoluzione proprio del settore agricolo, della campagna, dell'allevamento e del lavoro proprio, no? Delle persone, delle tante persone che sono impegnate in questo settore. Com'è cambiata la professione? Purtroppo non sono più, sono diversamente giovane ormai, no, su questo. Beh, diciamo che ogni tanto dico, se fosse qui qualche nostro vecchio, no, direbbe: ma cosa sta succedendo? Il mondo sta cambiando molto velocemente, da quando è entrata la meccanizzazione ormai è tutto cambiato, la fatica di una volta non c'è più, e questo lo sappiamo, il caricare il foraggio a mano per quelli che avevano il fieno, il sfalciare, è tutto cambiato totalmente, no? E lo si vede anche all'interno dei comuni. Una volta gli agricoltori si pulivano il suo pezzo di fosso, via dicendo, di argine, oggi invece tutto questo non c'è più, cambiamento epocale, però un cambiamento in cui diventa che chi è più organizzato vince, quello che è meno organizzato, no, deve chiudere, e questo è il grosso cambiamento, mentre che un tempo, no, quando c'era la manodopera in primis, oggi non c'è più la manodopera serve, però sostanzialmente è l'organizzazione che ha un'azienda, e le aziende che non sono strutturate sono quelle che pagano, e questo dispiace immensamente, perché si nota sempre aziende più grandi, no? Parlo anche del settore zootecnico, ma i piccoli stanno chiudendo tutti, sicuramente anche perché la redditività, no, è un qualcosa che ormai è una miseria nel nostro mondo, nel mondo zootecnico. Ero un po' più contento un tempo quando c'erano delle regole.
Senza regole io dico che è difficile andare avanti, perché un sistema senza regole vuol dire che i più forti vincono e gli altri subiscono. Questo è quello che è un po' che vedo. Si può fare qualcosa? Sì, si può fare molto su questo. Abbiamo anche un problema che oggi, e lo si nota quando dico questo, quando si va dalla grande distribuzione, la grande distribuzione è sempre più organizzata, noi non riusciamo a far valere quelli che sono i nostri chiamo diritti, il nostro pane quotidiano. Loro danno le regole e noi subiamo le regole. Lei sta buttando tanta carne al fuoco, no? Su tanti argomenti che avremo modo di sviscerare meglio nel corso appunto della trasmissione, anche perché effettivamente questo che lei solleva, le sfide per il futuro, il problema dei prezzi, sono insomma tutta una serie di questioni molto, molto calde e molto scottanti appunto. Relativamente al cambiamento che c'è stato, volevo sentire Christian Morandin. Abbiamo qui anche un giovane che quindi sta affrontando questa professione. Volevo proprio capire da lei che cosa spinge i giovani ad impegnarsi ancora nell'agricoltura, nella terra, in questi settori che spesso si pensa non attirino molto i ragazzi, e invece a quanto pare non è così, c'è un po' un ritorno, no? Beh, negli ultimi anni sono state aperte molte aziende da giovani, appunto perché si è creato nel nostro territorio delle opportunità, dove parlavamo prima del prosecco, parliamo anche di radicchio, dove la mia azienda produce principalmente radicchio. È cambiato anche il modo di vedere l'agricoltore, nel senso che l'agricoltore una volta era uno che lavorava i campi, produceva e si limitava a questo. Ora l'agricoltore si vede anche, cioè deve avere una panoramica anche molto diversa, deve saper produrre il proprio prodotto, ma deve sapere anche comunque venderlo. Per questo come Agrimercato Treviso abbiamo aperto molti mercati nella nostra provincia per poter dare un'opportunità alle aziende di poter vendere anche il proprio prodotto. Ecco, difatti sicuramente uno dei fenomeni degli ultimi anni che sta prendendo sempre più piede è anche questo proprio della vendita diretta, quindi dal produttore direttamente al consumatore, si parla di chilometro zero, molto spesso anche rispondendo a quella che è una richiesta, un'esigenza degli stessi consumatori, che chiedono sempre più qualità nel prodotto, sempre più freschezza, sempre più genuinità anche, no, di quello che si mette sulla propria tavola. Polegato, in questo senso com'è cambiata quindi anche la professione? Perché alla fine l'agricoltore non è più solo agricoltore, diventa anche in un certo senso commerciante, diventa anche fruttivendolo, no? Certo. Ma diciamo che intanto in primis Coldiretti con Campagna Amica è stata una delle prime associazioni che ha valorizzato quelli che sono i produttori e naturalmente i frutti del territorio, puntando appunto sui mercati, perché visto considerato che abbiamo la materia prima, era il caso di saltare quello che poteva essere il passaggio del grossista e mandare direttamente al consumatore, facendolo tramite i mercati, che sono sicuramente per noi un veicolo importante di visibilità e di vendita diretta. E da questo punto di vista c'è stata una grande risposta di tante aziende appunto del territorio, che si sono evolute in primis sulla qualità del prodotto, facendo anche una ricerca e cercando appunto di creare un interesse che vada al di là della qualità, ma che sia anche un prodotto che si veda, che si possa anche presentare in una certa maniera, e perciò c'è stata un'evoluzione in questo senso, dove appunto il produttore è diventato anche sia un trasformatore ma anche un vero e proprio impresa. E questo qui ha fatto fare un salto di qualità importante, e si vedono anche i risultati e l'evoluzione che c'è in questo territorio, e non solo, chiaramente.
Ecco, approfitto di questo spunto, anche un trasformatore ha detto, perché sempre più spesso si vedono anche appunto nei mercati contadini, ad esempio, non solo i prodotti freschi ma anche i prodotti confezionati, dai vasetti sott'olio, voglio dire, del radicchio nel caso specifico, alle conserve, quindi a tanti altri prodotti della terra ma trasformati che vengono immessi sul mercato, no, Morandini? Quindi come è cambiata la professione anche in questo senso? Allora, diciamo che è cambiata anche per un cambiamento del consumatore. Il consumatore ora ha una vita sempre molto più frenetica, quindi ha anche molto meno tempo di fare la spesa, però fa una spesa di qualità, nel senso che vediamo una crescita esponenziale soprattutto nella vendita nei mercati dei prodotti freschi ma anche dei trasformati, perché uno anche che non ha molto tempo per preparare il prodotto da mangiare, perché ci vuole anche un po' di tempo per questo, trova il prodotto trasformato pronto da poter utilizzare al momento. Quindi ovviamente qui diciamo ci vuole anche un po' di formazione del produttore, che come agrimercato facciamo anche dei corsi di formazione per i produttori per poter spingersi anche in questi campi. Ecco. E chiaramente anche perché sono settori sicuramente molto delicati, molto regolamentati, quindi non sono certo professioni che si possono improvvisare. No? Che su la piazza di Treviso, proprio in centro, con Diretti ha aperto un mercato coperto dove dà la possibilità ai tanti produttori che abbiamo andare direttamente a esporre i propri prodotti e fare una vendita al pubblico. E dove appunto dimostriamo anche tutta la rintracciabilità del prodotto, e questo credo che sia ancora un valore aggiunto e una garanzia ulteriore al chilometro zero che vogliamo proporre ai nostri Quindi una garanzia ulteriore di qualità e di tracciabilità di quello che si porta da noi e casa. oltre che essere una vetrina, dare visibilità, ma è un'opportunità importante per i nostri produttori. Bene, allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi naturalmente per continuare a parlare di agricoltura. Come sempre ad ore 13 potete partecipare anche voi da casa telefonando al numero che vedete in sovraimpressione 0422 1626 798. Pubblicità, tra poco. Ore 13, rieccoci in diretta per parlare dell'agricoltura, delle nuove frontiere del settore primario. Un'altra questione che è prepotentemente salita alla ribalta della cronaca delle ultime settimane è quella del latte, con la protesta degli allevatori sardi che comunque hanno, come dire, un po' risollevato il velo su una questione, quella del latte, che sicuramente da anni è al centro dell'attenzione e delle polemiche anche, no Bruniera? Sì, beh, purtroppo diciamo. Purtroppo bisogna dire questo, sicuramente parlando dei sardi a 60 centesimi a mungere pecore e capre, diciamo che è una cosa, come tutti gli allevatori, è eroico e basta quello che stanno facendo. È giusto che prendano di più, a volte si è visto questo prodotto aumentare, andare fino a €1 per poi tornare indietro prepotentemente, e nel momento in cui torna indietro, nel momento in cui c'è qualcuno che guadagna perché lo vende alto, ci sono anche delle importazioni, perché penso che da quello che si è potuto vedere, se fermano i camion, penso che non fermino il camion del proprio latte, ma qualcosa che sia di estraneo. Detto questo, per i sardi, detto per noi, anche per noi ci sono delle problematiche non da poco. Diciamo che tutto quello che è difeso sotto le DOP ha ancora una valenza, che è il grana padano e il parmigiano reggiano. Abbiamo anche però delle DOP che stanno soffrendo, a parte le piccole DOP, Casatella Trevisana e questi prodotti, però abbiamo una DOP dell'Asiago che va sicuramente protetta di più e va organizzata in maniera diversa, perché se non siamo, torno nell'organizzazione, evito di dire la parola quote, però se non c'è una programmazione, nel momento in cui metti nel mercato più prodotto, il prodotto va giù. Poi sicuramente abbiamo delle problematiche, noi che andiamo direttamente al pubblico, abbiamo delle problematiche di affrontare anche con la grande distribuzione.
è in modalità aereo, quindi non posso aiutarti al momento. Questo è quello che è la tecnologia, no? E l'ho messo in aereo, no? Questo parla da solo, no? Non so, scusate, ma la prossima volta lo butto via. Detto questo, no? È divertente anche questo. Noi dobbiamo tentare, perché come cooperazione, come cooperative, raccogliamo il latte, lo trasformiamo, lo vendiamo e distribuiamo ai nostri soci quello che abbiamo preso. In questo momento è tutto che tutti che vogliono andare in diminuzione dei prodotti, però arriva che le aziende più in difficoltà chiudono, e di aziende in difficoltà ne abbiamo tantissime. Vi dico che abbiamo delle aziende che io ho pagato anche il latte ormai di marzo perché non riescono a farcela. E questo è un segnale molto molto brutto. Quindi sono tante le stalle a rischio nel nostro territorio? Ce ne sono molte, e poi quello che mi viene da dire, sentito anche il giovane prima, e vorrei tornare indietro, che un tempo quando facevo l'agricoltore, io faccio ancora l'agricoltore, ma i giovani si vergognavano quasi di essere degli agricoltori. Oggigiorno fare l'agricoltore, sono andati a scuola, hanno studiato e via dicendo, è un pregio anche verso i loro stessi amici. Anzi, c'è anche un orgoglio, credo, una rinascita di questo orgoglio di portare avanti queste professioni, vero? E su questo io vedo i miei figli, vedo loro, sti giovani, via dicendo, no? Ma hanno un sapere e stanno cambiando il modo di fare l'agricoltura, e questo fa estremamente piacere. Noi auspichiamo che nel nostro mondo, no, qualcosa possa cambiare, perché mi piacerebbe vedere un mondo un po' ordinato, non solo un prodotto, ma più prodotti nel territorio, ben venga il radicchio, l'allevamento da latte, da carne, e magari anche quello che va al pascolo, il prosecco, altri tipi di vino. Quando un territorio è ben suddiviso, però bisogna programmarlo, e la programmazione deve essere fatta, perché altrimenti senza programmazione tutto va a finire in canarina, mi pare dicevano i nostri vecchi una volta. Questo un po'. E quindi questo sicuramente è un po' un messaggio, diciamo, che voi lanciate. Mi segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata in linea. Sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Piero da Zero Blanco. Buongiorno. Vorrei chiedere a Brugnera, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, vorrei chiedere a Brugnera tutto il latte estero che viene dentro, non si trova panicciolo scritto. Dove va a finire? Sul formaggio, anche sul suo, perché se manca latte, ricordi che altri, che mi conti qua. Nel 1960 avevo 110 milioni di quintali di latte che vacche e buche mangiava. Non so se sa, il dose, il cane. Il che ha fatto quota latte, 80 milioni di quintali, butta via 30 milioni per fare il tauro all'acciaieria. L'acciaieria non ha mai fatto un chilo di acciaio, i gas speso che se stai ai contadini. Un'altra cosa, adesso si deve fare tutte le revisioni delle macchine, si vuole aumentare il PIL interno lordo italiano sui contadini, perché dobbiamo cambiare macchine, ad esempio barra da riservo di levare il frumento e se turco, se butta via 3 togli di acqua per etro, niente, bisogna spendere 1.000 euro, non so per fare cosa. Ma che storia esiste qua? È tutto per gli impieghi. E un'altra cosa, una volta gli era l'orama, anzi c'è l'ora, però uno che fa 100 quintali di frumento, gli era un signor, adesso 100 quintali di frumento e va 50 volte Treviso in Corriere. Ciao. Ecco, grazie Piero. Allora ha sollevato tante questioni il nostro telespettatore, no? Cominciamo da quella del latte. Credo che Piero abbia toccato degli argomenti che sono attuali. Il mondo sta girando, però è triste quello che ha detto, è triste che 100 quintali di frumento valgono 15, 16, 17 euro, no, al quintale, che sono 1.700 euro. È una cosa secondo me vergognosa, quando che poi se lo mettiamo in un chilo di pane, no, lavorato e finito, no, sono 400 euro. Sicuramente questo stride. E il pane lo compriamo anche a 6-7 euro al chilo in tanti Io mi fermo sempre su quello più modesto, quindi, mi fermo sempre su quello più modesto. Poi ci sono tutte le norme che oggi sono da dover rispettare,
però le norme si possono rispettare se c'è anche un utile, perché nel momento in cui non c'è un utile altrimenti qualcuno decide di chiudere le proprie aziende, di andare a dare la terra in affitto o far fare dai terzisti. Ha toccato molti argomenti, ha toccato l'argomento delle quote latte quando avevamo gli 80-90 milioni, oggi naturalmente il latte non sono più 80-90 milioni, saranno 115-113 milioni di produzione in Italia. Abbiamo aumentato sicuramente, c'è stato un errore a quei tempi e le quote latte sono state una devastazione perché tutti quelli che hanno comprato le quote si sono impoveriti perché hanno comprato della carta, improvvisamente un giorno qualcuno ha detto no, che le quote non servivano più, no? È qualcosa che le aziende hanno fatto fatica ad ammortizzare. È stata una questione molto dura, una battaglia anche molto degli dura. anni. Però non posso dire la battuta, però c'è qualcuno che usa il fondoschiena degli altri, no? E questo mi dà molto fastidio, no? Perché bisognerebbe far usare anche il proprio. Sicuramente oggigiorno la gente va a far corsi, bisogna far corsi, io ho i miei figli che sono via, erano via venerdì, erano via ieri, sono via oggi, vanno a far corsi, non so se sono alla Coldiretti o dove sono, ma stanno facendo dei corsi perché bisogna, se vogliono fare gli imprenditori bisogna farlo, però anche questo è tempo tolto, allora facciamo fare i corsi anche ai nostri giustamente, farei fare però anche a quelli che vengono dentro dall'estero, che io non sono contrario a quelli che entrano, gli extracomunitari o anche i nostri comunitari, però fargli fare dei corsi sicuramente è una cosa che sia utile, perché nel momento in cui mi vedo attorno ai fossi delle nostre campagne, i rifiuti buttati in quei sacchetti, io credo che a me dà fastidio personalmente, fosse uno della mia famiglia che taglierei una mano. Credo che l'educazione va fatta a me principalmente per primo, poi a tutti gli altri. Io credo che questo bisognerebbe insegnare ma questo fa parte di un'educazione civica che vale per tutti naturalmente. Bravissima. Al di là della formazione di quella che può essere per l'agricoltore naturalmente. La interrompo un secondo perché abbiamo un altro telespettatore in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Chi parla? Maria da Vazzola. Prego? Maria da Vazzola. Buongiorno Maria. Buongiorno, vorrei parlare col signor Brugnera. Buongiorno a tutti gli ospiti soprattutto. Prego signora. Allora vorrei chiedere, io avevo le multe di 14 ratte, ho finito di pagare la 14ª ratta nel 2018 dicembre. Volevo chiedere, devo far presente alla latteria che ho finito di pagarle oppure automaticamente non mi arriva più niente e sono a posto così? Volevo questa informazione. Grazie Maria. Credo che quello che ha detto lei è anche nella mia azienda, no? Perché la mia pensione l'ho sempre buttata per pagare le multe delle quote latte, così allo Stato non ho mai costato niente, anzi ho dato qualcosa in più. Penso che non arriveranno più, spero che sia così, non arriveranno più le cartelle di quei 14 anni. Abbiamo finito questa, io la chiamerei farsa, non so che cosa la potremmo chiamare, no? È finita. Dopo di aver comprato le quote abbiamo anche dovuto pagare le multe, no? In un settore poverissimo come quello che abbiamo. Ha fatto bene Maria a sollevare anche questo problema. Questi sono i problemi però di un'Italia non organizzata, un'Italia che non ha una visione, una politica che non ha una visione. Questo fa molto male ai nostri territori, agli agricoltori e quelli che lavorano. Io spero che di questi errori che le quote latte insegnano che non si può più andare verso queste cose fatte male, è un ladrocinio, non so come chiamarle, come se le abbiano inventate, le hanno costruite, disfatte, dicendo in cima alla pelle dei poveri lavoratori. È una schiavitù che abbiamo dovuto sopportare. Ecco, fortunatamente pare che finalmente sia risolta la questione, almeno per la stragrande maggioranza. La signora Maria a quanto pare può stare tranquilla. Allora, pubblicità ora e ci rivediamo tra pochissimo.
Agricoltura, nuove frontiere del settore primario, eccoci nuovamente in diretta con Ore 13, abbiamo chiuso prima della pubblicità parlando delle quote latte, vorrei ora affrontare l'argomento prosecco, un'altra questione particolarmente calda in queste ultime settimane, proprio perché ci sono stati anche dei casi di tensione a partire dall'episodio di Vittorio Veneto, no? Un po' legato con questa ribellione insomma da parte dei cittadini per la realizzazione di un vigneto vicino ad una scuola che ha sollevato un po' tutta una serie di questioni relativamente all'uso dei pesticidi. C'è stato anche un vertice in prefettura proprio l'altro giorno con il prefetto Laganà che ha sollecitato anche degli ulteriori controlli, quindi una questione che chiama direttamente in causa i produttori e gli agricoltori su quello comunque che è un prodotto d'eccellenza del nostro territorio e peraltro sempre più richiesto, no? Dal mercato. Sì, direi che nel caso specifico di Vittorio, di questo vigneto vicino all'asilo, lì è stata gestita malissimo questa cosa, in primis devo dirlo dal produttore, perché ok, ha voluto acquistare questo terreno adiacente a un asilo, ma doveva essere consapevole a quello che andava incontro e perciò doveva prendere tutte le precauzioni del caso, come minimo fare biologico, come minimo creare delle barriere che appunto difendessero o comunque non creassero una suddivisione fra quello che è il terreno e l'asilo, cosa invece che ancora non si sta facendo e lì c'è poca sensibilità, dico questo perché va poi a discapito di tutti i produttori che lavorano in una certa maniera, che sono persone serie, che comunque credono a quello che fanno e lo fanno in maniera corretta e precisa, perciò purtroppo anche in tutti gli ambiti ci sono dei produttori più o meno diciamo, attenti in questo senso. Perché posso dire invece che non solo le nuove generazioni, ma ormai c'è una consapevolezza ormai da parte di tutti noi produttori che vogliamo fare le cose con un certo criterio. La sostenibilità la stiamo facendo realmente, ormai tanti produttori si stanno certificando con l'SQPNI perché vogliamo dare comunque un senso a quello che facciamo, vogliamo che comunque dove ci viviamo sia un ambiente sano e protetto. Perciò in primis siamo noi che ci vogliamo certificare, vogliamo dare delle risposte al territorio e al consumatore. Poi è chiaro le polemiche sono nate in questi ultimi anni diciamo, perché il successo prosecco sicuramente a qualcuno ha dato fastidio perché ci sono anche tante fake news in questo senso, non è tutto quello che viene, tutte le polemiche che sono nate siano vere e credibili. Però diciamo che noi dobbiamo assolutamente percorrere un percorso virtuoso, portare avanti progetti di sostenibilità per, ripeto, dare delle risposte. Abbiamo la fortuna di avere un prefetto a Treviso, il prefetto Laganà, che è assolutamente sensibile a questo tema. Noi come Coldiretti Treviso abbiamo aperto un tavolo un comitato scientifico che vuole assolutamente fare anche una fotografia di quella che è la realtà del territorio, dei punti critici e intervenire per migliorare la situazione. È venuta appunto anche ospite da noi, ha capito anche l'intento e la voglia che vogliamo di porre dei limiti e portare delle soluzioni al territorio perché ce lo chiedono i nostri associati. Perciò la strada è tracciata, anche il consorzio della DOCG non più tardi di ieri ha dato delle indicazioni forti in questo senso, che vuole che tutti si debbano certificare e perciò credo che il percorso sia iniziato e credo che sia un segnale importante di serietà, di correttezza, ma ripeto perché siamo noi i primi che ci viviamo dentro che vogliamo che l'ambiente sia sano e protetto. Chiaro, quindi è un'esigenza che viene dal consumatore ma che viene in primo luogo proprio da voi che ci lavorate. Certo, mi segnalano dalla regia un'altra telefonata in linea. Sentiamo, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giulia e lei suoi ospiti. Buongiorno Volevo Giulia, da dove chiedere chiama Giulia? Da dove ci chiama? Da Dosson di Casier. Buongiorno, prego. Volevo chiedere al Presidente della Soligo, sì. Chi è che fa il prezzo del latte? Perché se andiamo avanti così, Presidente, non beviamo più il nostro latte del Veneto, beviamo quello dei paesi, dalla Bulgaria, dalla Romania, da quei paesi e
e con costo che tu vedi nei supermercati a 50, 45 e 50 centesimi al litro. Sarà anche buono, ma il trasporto è tutto. Non so come facciano a resistere, ma quelli là della Romania con prezzi così. Grazie, allora signora... mi dispiacerebbe bere quel latte là, se arriva quello e voi non lo date più, mi dispiace, ma io il latte non lo comprerò più. Vi ringrazio. Ecco, grazie signora. Allora la signora solleva un'altra questione che sta molto a cuore ai consumatori, che è quella del prezzo. Vale per il latte, ma vale anche per tanti altri prodotti, magari dopo ne parliamo. Cominciamo dal latte intanto, Bruniera. Allora, per quanto riguarda questi prodotti, io credo che il consumatore, e segue la linea del nostro Presidente Giorgio Polegato, tracciabilità da dove viene il prodotto, credo che la cosa più importante da vedere se il prodotto è italiano. Allora, a parte il latte fresco che è scritto il nostro Veneto Friulano o qualcun altro Italia, e qui è una cosa che si deve guardare. Per quanto riguarda di altri tipi di latte, quando un latte costa 49, 50, 60 centesimi, no? Se solo il pacchetto del latte costa 20 centesimi, il trasporto, tutto il resto, via dicendo, qualcuno bisogna che si interroghi che cosa c'è dentro. È come che se qualcuno ha una bottiglia di prosecco a 2 euro, no? Provi a chiederci che cosa è dentro, o forse anche qualche altro prodotto, la verdura, lo stesso da dove viene. Perciò io credo che il consumatore... vedo che nel momento in cui, faccio un esempio stupido e sciocco, se devono prendere un mobile, forse qualcuno non prenderà quello che costa di più, ma neanche quello che costa meno, perché sa che è fatto di cartone e si desfa. Proviamo a farlo anche nei prodotti in cui mangiamo, no? A parte le eccellenze che sono buone, ma non seguiamo quei prodottacci che costano pochissimo, no? E che sono lì solo per attrarre le persone. Un litro di latte credo che abbia i suoi costi, e la signora ha perfettamente ragione e la ringrazio per quello che ha detto. Prima è stato parlato anche del latte che viene dentro da fuori, c'è del latte che viene dentro da fuori, ma credetemi che di solito, no, qualche azienda lo dichiarano anche, è latte europeo su latte UHT o altri prodotti. Per quanto mi riguarda, la parte specialmente delle nostre cooperative, che sono quelle che in questo momento imbottigliano nel Veneto, che siamo 3 cooperative, noi, Latteria di Sorigo, Busche, le Vicentine, quel latte che bevete da noi è latte italiano, puramente italiano, e non viene miscelato con altre porcherie. È logico che costa di più, qualcuno lo mette fuori a basso costo per attrarre, ma non per tanti giorni, perché poi noi glielo vendiamo più alto. Lei ha portato un argomento sicuramente intelligente. Sicuramente, che riguarda il latte, ma non riguarda solo il latte, e di questo, Morandin, ve ne state accorgendo proprio in socommano nei mercati del contadino, nei farmer market, no? Diciamo che il prezzo è un argomento molto toccato, soprattutto nei mercati. Appunto perché nei nostri mercati vendiamo il 100% prodotto aziendale, quindi prodotto locale. Sappiamo che qui da noi in Italia soprattutto abbiamo dei costi molto più importanti di produzione rispetto a altri paesi non italiani. A volte c'è qualche cliente che viene nel banco e mi chiede: ma perché costa quel prodotto lì costa di più rispetto all'altro? Io gli farei un'altra domanda: ma perché quello costa troppo poco rispetto al mio? Perché la domanda alla fine è questa: come mai quello costa molto meno rispetto al nostro? Parliamo ovviamente del costo del dipendente, che è molto diverso, ma anche ovviamente dei metodi di lavorazione che utilizziamo noi produttori qui in Italia, che sono molto diversi dagli altri. Ecco, sicuramente questa è una discriminante, il fatto che poi i consumatori richiedano sempre di più la qualità, senz'altro è un aspetto che ha la sua importanza. Mi chiedo però anche fino a che punto giochi questo aspetto e quando invece entri in gioco la questione grande distribuzione, piccoli produttori, perché anche lì, no, c'è questo problema del prezzo. Spesso nei supermercati, no, si vedono
merci dall'ortofrutta piuttosto che la carne o altri prodotti a dei prezzi decisamente magari inferiori anche a quelli del mercato contadino, del prodotto sotto casa, un po' legato. Ma, sappiamo le dinamiche della grande distribuzione, loro devono comunque avere dei prodotti che facciano da richiamo e puntano su quei prodotti di largo consumo. Esistono dei canali di fornitura che nelle grandi quantità riescono a spuntare dei prezzi, diciamo, vantaggiosi. Poi anche loro comunque oggi sono molto attenti rispetto tracciabilità, perché il consumatore sotto questo aspetto è sempre più attento e critico. Legge le etichette, controlla i cartellini, no? Ormai si sta passando una legge finalmente, dico io, perché come Coldiretti anni che portiamo avanti questa campagna, che vogliamo l'etichettatura che sia chiara, specifica e che dica di cosa stiamo mangiando e anche la provenienza di tutta la filiera. Su questo aspetto che credo sia un passaggio importante che darà sicuramente ulteriore garanzia nei confronti del consumatore, che sappia appunto da dove arriva e anche l'età che ha anche il prodotto alla fine. Cioè, sono tanti aspetti che sull'etichettatura verrà evidenziato e darà anche lì farà delle differenze rispetto a quello che c'è adesso, che purtroppo non è sempre chiaro e limpido. Ecco, un'altra questione che mi piaceva affrontare quest'oggi riguarda proprio la scelta delle coltivazioni. Ne abbiamo accennato prima parlando del prosecco, vale anche per il radicchio come per altri prodotti tipici del nostro territorio. È un errore o un'opportunità puntare su queste colture? Cioè, si è arrivati alla saturazione, diciamo, del mercato e del terreno, proprio del territorio, con certe coltivazioni? È meglio diversificare? Ma diciamo che se parliamo di prosecco è chiaro che il mercato ha richiesto questi volumi, siamo giunti a delle richieste internazionali che doveva esserci comunque un'offerta che potesse sopportare la domanda. Per quanto riguarda l'ortofrutta, quello che ci teniamo è, al di là di produrre, e comunque di produrre bene, produrre qualità e che sia certificato. Questo è un passaggio importante. Abbiamo la possibilità che il nostro radicchio rosso di Treviso, i nostri asparagi siano IGP, e su questo bisogna lavorare perché vogliamo differenziarci rispetto a tutto il resto, perché il radicchio rosso non si fa solo a Treviso, si fanno anche in altre zone, ma avendo un prodotto di eccellenza come l'abbiamo noi, che è unico dal punto di vista qualitativo, è giusto valorizzarlo e che sia assolutamente diverso anche come si presenta nei confronti del consumatore. Perciò credo che il passaggio sia epocale, sia importante, e gli spazi per crescere ci sono ancora comunque. Ecco, ci sono anche tante produzioni, come dire, di nicchia, diverse, che stanno nascendo anche in questo periodo e che magari spesso attirano anche i giovani, no, Morandin? Beh, diciamo che negli ultimi anni si sta spingendo molto anche al ritorno del bacco da seta, anche riguardo al nocciolo, le produzioni del nocciolo. Sono tutte, diciamo, anche il melograno, ora che mi viene in mente, si è appena stato creato questo consorzio sul melograno, che è ancora in fase progettuale, però sono delle nicchie, secondo me, che non vanno sottovalutate, nel senso che potrebbero essere comunque un'opportunità nel futuro per un'azienda di spingersi a produrre dei prodotti diversi, cioè diversificare anche le produzioni aziendali. E che vanno incontro anche proprio a nuove richieste da parte dei consumatori nella nutrizione. Il melograno, per esempio, è diventato un frutto molto di moda ultimamente, proprio per le particolari proprietà vitaminiche, eccetera. Una volta non lo mangiava nessuno, adesso si trovano anche i succhi, le produzioni si trovano normalmente anche al supermercato, quando prima o si conosceva qualcuno che aveva l'albero oppure era molto difficile trovarlo in commercio. Abbiamo una telefonata in linea, un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sì, sono Virgilio Santa Lucia di Ave. Buongiorno, prego. Allora, sto seguendo con
con attenzione questa che è la vostra trasmissione, l'amico Bruniera, poetato e il giovane. Dico che io sono nato in un'era sbagliata, avevo l'opportunità di fare qualcosa, ma ai miei tempi i genitori non ti davano il terreno per poter accedere ai finanziamenti, capite? E quindi cosa voleva chiedere ai nostri ospiti? Chiedo ai nuovi che affrontano gli investimenti nell'agricoltura che non è così facile affrontare un'agricoltura. Il dottor Polegato che è qua presente, voglio dire sul prosecco, se vogliamo salvarsi dobbiamo far rispettare le regole, le produzioni per ettaro. Certo. Altrimenti non andiamo in nessuna parte. E poi un'altra cosa, è inutile dire andiamo al biologico. Se ci devono arrivare in campo con un atomizzatore, con la viticoltura normale facciamo 12-13 trattamenti, quel biologico anche 40. Quindi ci denunciano perché andiamo troppe volte in campagna. Quindi a voi la scelta. Grazie. Grazie allora per averci telefonato e per continuare a seguirci. La pubblicità, l'ultimo break pubblicitario, dopo rispondiamo al nostro telespettatore. A tra poco. 3. Rieccoci in diretta, agricoltura, nuove frontiere per il settore primario, ore 13. Allora, prima della pubblicità, il nostro telespettatore di Santa Lucia di Piave, Virgilio, poneva alcune domande. Vuole rispondere lei, Polegato? Sì, si parlava di regole, perciò è un tema molto sensibile. Assolutamente le rese vanno rispettate se parliamo di rese per ettaro, perché sono comunque nell'ambito del prosecco, in particolare nella DOC, sono già comunque abbondantemente soddisfacenti, perciò bisogna essere molto rispettosi di quelle che sono appunto le regole, non esagerare, e bisogna fare comunque anche da parte nostra e anche dei consorzi fare educare i produttori per cercare appunto di rimanere assolutamente entro i limiti. Siamo reduci da una vendemmia generosa come quella del 2018 che probabilmente nessuno si aspettava rispetto al 2017 con tutti i problemi che abbiamo avuto, ed è stata una vendemmia difficile da gestire appunto anche per la quantità oltre che per la qualità fortunatamente dell'uva, però sicuramente deve essere da monito e da esempio che queste realtà anche in termini di quantità non si devono ripetere. Bisogna assolutamente, siccome si può comunque manipolare e gestire la pianta che possa produrre la quantità necessaria, lo abbiamo visto dalle ricerche che sono state fatte del numero di gemme che si devono lasciare in vigneto, perciò è assolutamente gestibile la cosa, va fatta e bisogna che tutti cerchiamo assolutamente di rispettare quelli che sono i limiti che, ripeto, sono già più che soddisfacenti. Quindi insomma le regole ci sono, l'importante è che vengano rispettate. Allora abbiamo ancora una telefonata, l'ultima, velocissimi, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Mi chiamo Franco e sono un agricoltore. Buongiorno. Per passione, che ama parecchio la madre terra, che non la vorrei sfruttare e che vorrei che la gente fosse preparata ad acquistare i prodotti con oculatezza. Avrei due argomenti da trattare. Le premetto, devo essere veloce e non vorrei sembrare arrogante. Sono molto interessato alle cose dell'agricoltura, ho 77 anni e da quando sono bambino mi interesso delle particolarità venete. Quindi ho la presunzione di parlare con cognizione di causa, dati alla mano. Ecco, Franco, la prego però di essere brevissimo perché purtroppo abbiamo veramente ancora pochissimi minuti. Quindi se posso sviluppare il concetto lo vado a fare. Allora, pronto? Allora, vorrei dire al giovanotto di Campagna Amica. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Vorrei dire al giovanotto di Compagnia Amica, ieri, e come sempre, bazzico i cosi, i mercati di chilometro zero degli agricoltori. Dove trovo, e sono pronto ad accompagnarlo e andare assieme, dove trovo prodotti di scarsa qualità, passati per cose molto buone, perché sai, sono un po' così tribulati perché non usiamo robacce, i prezzi sono
superiori a quelli che trovo, tutti i prezzi, superiori di quelli che trovo nei supermercati, dove la roba è anche più bella, presentabile e sicuramente non peggio, lo assicuro. Quindi trovo che Campagna Amica porta il destro a coltivatori molto spesso. Beh, questa Franco è la sua opinione, naturalmente non credo che proprio tutti siano d'accordo, altrimenti non avrebbero il successo che effettivamente hanno i mercati. Franco, allora la devo salutare perché veramente tra 2 minuti dobbiamo chiudere. Allora, Morandin, se vuole rispondere al nostro telespettatore, prego. Ma diciamo che la filosofia di Campagna Amica, per come la vedo io, non si ferma sul fattore estetico del prodotto più che sia, ma sulla qualità del prodotto, e parliamo di qualità del cibo. Io vorrei fare una piccola riflessione. L'agricoltore, secondo me, è un agricoltore che deve principalmente produrre cibo, non deve produrre reddito, per cui producendo del cibo, quindi sapendo che il consumatore poi va a mangiare anche questo prodotto, lavora anche con una filosofia molto diversa da quella che è un produrre reddito. Quindi nei mercati di Campagna Amica trovate dei prodotti che magari esteticamente non sono comunque bellissimi, però sicuramente sono sani. E quindi anche questo è un aspetto sicuramente da non sottovalutare. Stavamo vedendo le immagini del radicchio, no? Ormai la stagione del radicchio si sta chiudendo, radicchio quindi non solo crudo, diciamo, in vendita, ma anche in queste preparazioni che a quest'ora, diciamo, un po' di acquolina la fanno venire a tutti. Per chiudere volevo fare un attimo il punto sulle prospettive. Si sta chiudendo quindi la campagna del radicchio, tra poco sarà la volta degli asparagi e di tanti altri prodotti d'eccellenza del nostro territorio. Negli ultimi giorni si è parlato molto di questo caldo anomalo che potrebbe anche creare dei problemi. Vuole rispondermi lei, collegato velocissimamente? Sì, diciamo ci sono dei rischi? Queste temperature accelerano quello che è un po' il processo, no, di vegetazione, perciò il rischio è che magari nel mese di può essere anche a aprile, come è successo un paio di anni fa, capiti la famosa gelata, e questo non ce lo spieghiamo proprio, perché 2 anni fa l'abbiamo pagato a cara non solo nell'ambito viticolo ma un po' in tutti i comparti, e perciò questo rischio c'è, perché se continua queste temperature primaverili chiaramente la pianta sente che è l'ora di vegetare. E il rischio di una gelata anche in stagione inoltrata è successa, non è frequente la cosa, perché fortunatamente non succede spesso, ma il rischio è comunque concreto. Non posso che a questo punto sollecitare e comunque invitare i produttori a assicurarsi contro il gelo, perché comunque 2 anni fa ha fatto danni importanti con tanti produttori che hanno perso buona parte del raccolto, perciò questa almeno è una garanzia che ti permette di rimanere relativamente tranquillo. Certo, sperando naturalmente che non accada. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Un ringraziamento a Lorenzo Bruniera, a Giorgio Polegato e a Christian Morandin per essere stati qui con noi quest'oggi. A voi naturalmente telespettatori che ci avete seguito numerosi da casa. Grazie dunque, buon pomeriggio e arrivederci.